facciamo le zeppole di San Giuseppe, il dolce più famoso per la festa del papà, e lo prepariamo nella versione fritto ma non unto. Con il trucchetto della doppia cottura otterrete delle zeppole buonissime con la leggerezza di quelle al forno e il gusto di quelle fritte. Iniziamo a preparare la crema pasticcera che ci servirà appunto per farcire le zeppole, che deve raffreddare completamente, quindi la preparo proprio come primo step. In una pentola, al solito, vado a mettere lo zucchero e i tuorli d'uovo. Utilizzo solo il tuorlo, mi raccomando. Gli albumi li metto comunque da parte perché posso utilizzarli per altre preparazioni. Per poter utilizzare gli albumi per altre preparazioni, mi raccomando, conservateli facendo attenzione a non sporcarli di tuorlo, altrimenti potrebbe compromettere appunto la riuscita di altre preparazioni, a meno che non li andate ad utilizzare ad esempio una frittatina. In quel caso lì, anche se si sporcano di tuorlo, non fa nulla. Li mettete in una ciotola, li coprite con pellicola alimentare, li potete conservare in frigorifero anche una settimana. Ricordatevi sempre di controllare la freschezza delle uova. Vado a dare una mescolata ai tuorli con lo zucchero. A questo punto aggiungo anche l'amido di mais, incorporo anche questo ed ora posso aggiungere il latte che ho precedentemente riscaldato, quindi latte caldo, ne aggiungo un po' alla volta. Quando la crema diventa un po' più fluida, perché ho già incorporato una parte del latte, posso aggiungerlo un po' più velocemente. Per aromatizzare questa crema, avete visto, non ho utilizzato né la scorza di limone né il baccello di vaniglia, nessuno di questi ingredienti tradizionali. Andrò ad utilizzare il liquore strega, poiché l'abbinamento della crema pasticcera profumata al liquore strega con le zeppole di San Giuseppe sta veramente al bacio. A questo punto posso passare alla cottura della crema. Procedo quindi con la cottura della crema, o meglio lascio che la crema si addensi a fuoco moderato basso. Non appena la vedo bella densa posso andare ad aggiungere il mio liquore aromatico, che non aggiungo adesso per non farlo sfumare completamente. Poi la sposto in un contenitore possibilmente basso e largo, la copro con pellicola alimentare a contatto per non farla asciugare e non creare la fastidiosa pellicina in superficie. A quel punto posso andare a farla raffreddare e nel frattempo procedo con la preparazione delle zeppole. È una crema bella densa, si addensa anche facilmente. Do una mescolata veloce, mi sposto anche dal fuoco e a questo punto vado anche a profumare con il liquore strega. La profumazione con il liquore strega è tipica della mia famiglia, poiché il liquore strega è il liquore della mia città, ma potete tranquillamente decidere di aromatizzare la vostra crema pasticcera con i gusti che preferite, quindi la tradizionale vaniglia o l'altrettanto tradizionale scorza di limone. E voilà, la crema è pronta! Prova assaggio superata alla grandissima. Copro con pellicola a contatto. Se non amate la pellicola potete anche spolverizzare la crema con dello zucchero semolato. Lascio raffreddare completamente e nel frattempo vai di zeppole. Per preparare la pasta asciù per le nostre zeppole San Giuseppe fritte ma non unte, pentoline in acciaio, vi ho detto, è sicuramente la soluzione migliore. Cosa facciamo? Mettiamo acqua, burro a pezzi e sale. Ho messo tutto nella mia pentolina, adesso accendo, faccio sciogliere quindi il burro insieme all'acqua e al sale, in modo tale che il sale si scioglie completamente, il burro si fonde completamente insieme all'acqua e non appena si sarà tutto sciolto, si formerà un unico liquido, dovrà raggiungere il bollore e al raggiungimento del bollore, quindi quando vedo tutte le bollicine, mi allontano dal fuoco, butto la farina, mescolo tutto, lontano dal fuoco, faccio assorbire quindi i liquidi dalla farina e poi
rimetto sul fuoco e faccio cuocere ancora un paio di minuti la mia pasta, che deve compattarsi e devo sentirla un po' sfrigolare sulla pentola. Ecco perché la pentola d'acciaio ci aiuta tantissimo in questo passaggio. Il burro si è già sciolto, ok? Adesso però si è sciolto ed è così. Il punto è che adesso deve arrivare a bollore. Il mio composto bolle, quindi ci sono bolle ovunque. Spengo, aggiungo la farina tutta insieme, posso anche allontanarmi dal fuoco e vado a mescolare. Mescolo fin quando la farina non ha assorbito completamente i liquidi. Il liquido non ce n'è più perché la farina ha incorporato tutto il liquido, ok? Il liquido non ne ho più. Torno sul fuoco, medio-basso, e faccio cuocere questa pasta, mescolandola, girandola, eccetera, un paio di minuti. In realtà, con la pentola di acciaio vi rendete conto che è pronta perché sul fondo della pentola si forma una patina, ok? Che vi aiuta a capire che la pasta è pronta. Non solo, sentite proprio sfrigolare in realtà sotto sulla base della pentola. Ecco, adesso cosa vedete? Vedete che sul fondo si è formata appunto quella patina che vi dicevo. Devo raffreddarlo. Metodi per raffreddarli ce ne sono diversi. Io inizio a fare una cosa, me lo sposto un attimino qui, per raffreddarlo vado ad allargarlo, ok? E a rigirarlo, lo allargo, lo rigiro, posso procedere in questo modo qui, posso procedere mescolando direttamente nella ciotola della planetaria, dipende un pochino dai tempi che avete. Io per raffreddarlo prima, sapete cosa faccio? La versione economica dell'abbattitore, un ventaglio. Quindi lo allargo, lo raffreddo un po' così, lo ripiego, lo riallargo in un altro verso. Non appena l'impasto è quindi raffreddato, lo sento tiepido ma non scotta più, ok? Vado a metterlo in planetaria e avvio un po' la lavorazione con la frusta piatta, cosa che avrei potuto fare anche ad impasto caldo, perché lavorando con la frusta piatta l'impasto si raffredda, ok? Noi adesso avviamo la lavorazione con la frusta piatta, poi cosa facciamo? Vedete, con la prima lavorata l'impasto tende a disgregarsi in questo modo qui, non è un problema. Adesso iniziamo ad incorporare le uova, un uovo alla volta. Sono uova di gallina medie, di media dimensione, che vado ad aggiungere non così, che avrebbe più difficoltà ad incorporarsi, lo aggiungo sbattuto. Aggiungere l'uovo sbattuto mi aiuta anche in particolare quando sono nella fase delle ultime uova, dell'ultimo uovo ancora di più. Aggiungo l'uovo che ho sbattuto, vado a lavorare fino ad assorbimento, poi ne aggiungo un altro. 4 uova le voglio sicuro. È solo sull'ultimo uovo che mi devo regolare se è necessario, se è sufficiente o se ce ne vuole ancora un po', ma vediamo. Adesso siamo così. Adesso il mio impasto si presenta in questo modo qui. Aggiungo un altro uovo, lavoro e nel frattempo ne sbatto un altro per aggiungerne un altro. Come vi dicevo, 4 uova sicuro con questa quantità. Il quinto andiamo a vedere insieme. Siamo così. Mi vado a spatolare un po' l'impasto dalle pareti della ciotola, poiché questo tende ovviamente ad andare sulle pareti e magari a non essere lavorato benissimo intorno alle pareti o alla base. Ovviamente questa operazione di aggiunta delle uova non è necessario farla con la planetaria, potete fare tranquillamente a mano. Prossimo uovo, lavoro e mi preparo per aggiungere il successivo. Pasta è così. Adesso vado a verificare di averlo lavorato tutto bene, quindi tarocco e vado a riprenderlo. Si presenta in questo modo qui.
è morbido, ok? Lo sollevo e non mi cola dalla frusta. In verità potrei aggiungere ancora un pochino di uovo, perché può essere un pochino più morbido, ma un pochino, non troppo, ok? Questo per questa ricetta va bene così. Teglia da forno, dove ho messo della carta forno che ho fissato sulla teglia con un po' di burro sulla base, altrimenti si muove. Se si muove non riuscite a fare le forme belle precise. Sac à poche che ho munito di cono a stella. Allora io utilizzo questa stella qua, questa molto righettata, e andiamo a mettere nella sacchetta. Vedete com'è cremoso? Però non cola, è cremoso ma non cola. Facciamo dei cerchi di 5 cm va, di diametro. Le dimensioni le potete scegliere come vi piacciono, potete farle più grandi, più piccole, come preferite, magari tutte della stessa dimensione, così che poi la cottura è uniforme. Un giro, 2 giri, anche lì come vi piacciono. Bene? Quindi iniziamo a fare un primo giro e poi vado ancora con un secondo verso l'interno. Prima teglia pronta e vado ad infornarle. Le devo infornare in forno statico preriscaldato 200-210 gradi per 10-12 minuti. Si devono asciugare ma non devono completare la cottura in forno, perché andremo a completare la cottura solo in frittura, perché facciamo la doppia cottura per avere zeppole fritte ma non unte. Porto l'olio a temperatura 170 gradi, sarebbe la temperatura ideale. Abbasso la temperatura del forno, va bene anche se la mantengo sui 140 gradi, in maniera tale che io prendo una zeppola alla volta per friggerla, le altre le lascio in forno, non le tolgo dal forno, perché se le vado a togliere, siccome non sono completamente cotte, mi si schiaccerebbero facilmente. Così io evito. Prendo la spatolina, prendo la zeppolina e la metto direttamente nell'olio bollente. Ne prendo una alla volta, le altre le lascio in forno, abbassando chiaramente la temperatura, altrimenti poi si continuano a cuocere esageratamente. Questa è la zeppola appena tolta dal forno e vado direttamente in frittura. Giratele. Deve completare la sua duratura. Nel frattempo in frittura vi accorgerete che si continua a gonfiare. Poi lasciate raffreddare bene. Il vantaggio è che questa non assorbirà tanto olio rispetto a quella tradizionalmente solo fritta. Ok, togliamo, perché è abbastanza dorata. Togliamo e ne prendiamo un'altra. Voilà. Le mie prime zeppoline fritte ma non unte sono pronte, si sono anche raffreddate e vado a farcirle con la crema pasticcera aromatizzata allo streghe. Posso tagliarle a metà e farcirle sopra, posso farcirle solo sopra, come vi piacciono. Dipende anche da quanta crema appunto volete mettere su ogni zeppola. Un bel giro di crema su ognuna. Un'immancabile amarena sciroppata con un po' di succhino che va a cadere sulla crema, ancora più buona. Una spolverizzata di zucchero a velo e il gioco è fatto. Le vostre bellissime zeppole di San Giuseppe fritte ma non unte sono pronte. Subito ad assaggiarle. Mamma mia che buone, guardate qui. È vero, buone come quelle fritte, leggere come quelle al forno, piene di crema, vuote all'interno così come devono essere. Una delizia unica. Io vi consiglio assolutamente di provarle, in più provatele anche con questa favolosa crema pasticcera aromatizzata allo strega. Quel tocco in più che merita di essere provato. E se vi è piaciuta questa ricetta, iscrivetevi subito al mio canale YouTube, attivate la campanella per essere sempre aggiornati sulle nuove video ricette in uscita,
Lasciatemi un like ed un commento e fatemi sapere cosa ne pensate. Io vi do appuntamento alla prossima ricetta da preparare insieme. Nel frattempo, buone zeppole di Santo Seppio a tutti. Alla prossima ricetta! Ciao!